Amici di Sgaia Magazine, buongiorno dal concessionario Ceccato Motors di Padova. Una nuova puntata di Guida alla Sgaia che per oggi ci vede proprio all'interno del concessionario Ceccato. Sono ormai 2 mesi che ci vedete sfrecciare per la Terra delle Meraviglie nelle zone di Padova, Castelfranco e Venezia con la nostra Sgaia Car, quindi la nostra Mini nuova, ma è arrivato il momento di conoscere da vicino quali sono le nuove caratteristiche di questa nuova Mini. Chi meglio di Giulio oggi per aiutarci ad entrare nello specifico di tutte queste nuove funzioni che vogliamo raccontarvi. Giulio tra l'altro è un genius all'interno dei concessionari Ceccato Motors per quanto riguarda la sezione Mini. Vuoi raccontare ai nostri lettori in che cosa consiste il tuo ruolo e di che cosa ti occupi nello specifico? Io, o meglio, la mia figura si occupa di seguire il cliente in tutta quella fase di conoscenza del prodotto, fase tecnica, fase di selezione, di configurazione. Praticamente lo aiuto nell'analisi dei bisogni e cerco di capire quale prodotto sia più adatto per lui o comunque quello che lui desidera. Quindi andiamo a cercare eventualmente l'abbinamento di colori tra interno e esterno, il cerchio, insomma tutto quello che riguarda la personalizzazione del prodotto, certo, fino poi alla realizzazione, diciamo, dell'idea che aveva il cliente o comunque di quello che poteva essere quello il più possibile vicino, insomma, alla sua idea sua idea personalissima, ecco, di personalizzazione della vettura. E in quanto a personalizzazione, la nuova Mini ne sa parecchio e adesso dimostriamo perché. Seguiteci. Allora, come dicevamo prima, Gaia, le novità della nuova Mini, quindi Mini Cabrio, Mini 3 porte, Mini 5 porte, comprendono prevalentemente modifiche estetiche e di software a livello degli interni. Cominciando dalla parte estetica, abbiamo il nuovo proiettore a LED che abbiamo, dopo successivamente l'accenderemo, abbiamo la nuova luce diurna che comprende tutto il profilo esterno del faro e un nuovo proiettore interno a LED, il che ci permette di avere un'unica ovviamente cupola interna, ma al suo interno sono disposti diversi LED, in modo poi, se presente l'opzione del LED adattativo, in modo che la vettura riesca ad adattare in base ai percorsi e in base alla velocità che noi stiamo percorrendo, e riesce ad adattare il fascio luminoso. In accoppiata al faro frontale a LED, se noi ci spostiamo sul posteriore, questa accoppiata ci permette di avere, sempre per la nuova Mini, il nuovo faro LED con design Union Jack, come fanno vedere i punti. Sempre sulla Cabrio è stato aggiunto, col pacchetto luci, la proiezione del logo all'esterno della vettura. Quindi non appena io vado ad aprire la macchina, qua sotto mi proietta il logo. Passando agli interni, dicevamo appunto le nuove personalizzazioni Mini Yours che ci permettono, come ad esempio questa che vedete in questo momento e soprattutto con cambio colore, ci permettono di modificare gli interni della nostra Mini con uno step ulteriore rispetto alle molteplici personalizzazioni già disponibili. Invece passiamo ai sistemi multimediali. Questa vettura dotata del sistema Navigation Plus, quindi il top di gamma che si possa attualmente ottenere, ci permette ad avere il touchscreen, tutti i servizi Connected Drive, tutte le funzionalità Mini Connected e in più anche il sistema wireless charging di ricarica per il nostro telefono. Ovviamente il telefono deve supportarlo. Andando sulla mappa, questa appunto essendo comunque il Navigation Plus o anche comunque partendo dal sistema Navigation, quindi con uno schermo leggermente più piccolo da 6,5 pollici, manteniamo sempre il touchscreen e manteniamo anche l'RTT, ovvero le informazioni in tempo reale sul traffico. Qui come potete vedere le strade sono evidenziate in verde fluorescente. Viceversa, se noi avessimo zone di rallentamenti o coda, avremo rispettivamente giallo, arancione e rosso dove saremo totalmente bloccati. Con la navigazione attiva, questo ci permette di avere, oltre che una panoramica del percorso che noi dovremo intraprendere, di sapere già se avremo dei ritardi o successivamente il sistema ci permette di crearci una o più alternative di percorso in base alle nostre necessità. Oltre a questo, i sistemi sono dotati di comandi vocali richiamabili dal volante
qui mi chiede appunto di attivare le funzioni di dettatura per l'inserimento. Queste sono valide sia per la navigazione che per la telefonia. La navigazione viene attivata. Verso la rotta visualizzata. La rotta viene comunque attivata in tempo, avete visto, in tempo veramente minimo, il che comunque questo lo rende un sistema molto efficace, dato che comunque lui lavora tramite un sistema di connessione a internet. Una SIM presente all'interno della navigazione ci permette di fare questo e molto altro. Per molto altro intendo ad esempio tutti i servizi Connected Drive. Quindi andiamo su Mini Connected, localizzazione della posizione attuale in cui sono. Viceversa, posso avere news, quindi praticamente come andare in edicola e comprare un quotidiano. E dopo io posso sempre ricercare in base al tipo di categoria che voglio, principali notizie in Italia, insomma sport, panoramica del mondo. Alla fine sono tutte notizie ANSA, come se le cercassi su un qualsiasi motore di ricerca. Assistance, io posso chiamare l'assistenza stradale mini, caso di necessità, l'assistenza clienti come la chiamata teleservice, quindi mi metto in contatto con l'officina di fiducia, oppure la gestione del centro assistenza, dove poi andrei a selezionare quale officina voglio tenermi fidata, diciamo. Allo stesso tempo tutto questo sistema mi aggiunge la chiamata emergenza, pulsante qua in alto, questo è quello effettivo, se io la premo ovviamente mi danno 5 secondi prima di annullare la telefonata, e qua ovviamente vedete le coordinate, il che appunto con la navigazione mi permette di localizzare la vettura in una frazione di secondo. Mini Connected, adesso io non ho un telefono, non ho un cavo con cui collegare il telefono, ad ogni modo, e qui abbiamo semplicemente un iPhone 5S, quindi nulla di estremamente nuovo. Io ho appena collegato la vettura, l'ho collegata tramite il numero di telaio. Da qui io posso vedere le informazioni della vettura e l'ultimo momento in cui ho aggiornato queste informazioni, quindi adesso mi dice alle 16:31, adesso mi segna 16:38. Ad ogni modo, informazioni, portiere e finestrini, tutte le portiere sono aperte, i finestrini sono abbassati, il bagagliaio è chiuso, il cofano è chiuso e il tettuccio è apribile, il tettuccio è aperto. Ad ogni modo qua mi controlla anche la manutenzione, tutte le funzionalità che ho abilitate grazie a questa applicazione, e ovviamente io in remoto, se questa è sempre collegata appunto ai servizi remoti, posso localizzare la vettura in qualsiasi parte del mondo sia, potrebbe essere anche dall'altra parte del mondo, e poi posso anche attivare clacson, fari, come se ad esempio se non trovassi la mia vettura in un parcheggio durante la notte. Ad esempio clacson mi chiede la conferma, io gliela confermo. La vettura adesso ha il quadro acceso, ma questo non cambia, posso essere anche fuori dal salone e lo prenderebbe lo stesso. Ovviamente ha un minimo tempo di trasmissione dati. Ma non finisce qui, caro Giulio, perché so che c'è anche una funzione molto interessante, tra l'altro strategica per chi come me vive in macchina e ha fatto della macchina praticamente un suo ufficio, cioè la trasmissione dell'agenda o comunque la configurazione della propria agenda personale sullo schermo. Eccoci qua, allora fisicamente dobbiamo collegare il telefono via cavo, successivamente apriamo Mini Connected ed ecco che subito già abbiamo Mini Calendario. Io apro e qua vedete adesso questi sono i miei appuntamenti. Una volta aperta l'applicazione io ho la mia vettura, in questo caso la Cooper D Cabrio. Qui posso vedere le info della vettura, quindi le condizioni della macchina, come sono a livello di carburante, se ho lasciato le porte e i finestrini aperti. Facciamo un classico esempio poi. Magari esco da parcheggio, vado in centro, esco, ho sempre il dubbio se ho chiuso o non ho chiuso la macchina, magari non tanto i finestrini ma le serrature. Nessun problema, perché col servizio remoto posso appunto chiudere, aprire la macchina, adesso gli confermo ad esempio il blocco della macchina, ha un tempo ovviamente minimo di invio alla vettura, adesso la macchina che abbiamo qua davanti attualmente è ancora aperta, non lampeggerà, non farà niente, però a breve mi chiuderà le serrature. Siamo in un parcheggio buio, magari un parcheggio grande di un posto che è la prima sera che andiamo, non riesco a trovare la macchina nel buio totale, posso dare la conferma di accendere i fari, quindi allo stesso tempo aspetto qualche secondo il tempo della trasmissione dati e alla fine io riuscirò a vedere la mia macchina
che mi va ad accendere i proiettori principali, quindi nel buio totale mi permetterà di vederla, o viceversa di suonare il clacson. Posso anche richiedere il clacson, quindi oltre al visivo avere anche una richiesta sonora dalla mia macchina. Mi fa solo questo doppio colpo così, ma quanto basta per richiedere l'attenzione. Ultima chicca, il fatto che io posso localizzare la vettura ovunque essa sia. Io attivo la localizzazione sulla macchina, attivo la localizzazione sul mio telefono, attivo la ricerca, ci vuole sempre un minimo di tempo perché si va a fare una localizzazione GPS, ma questo mi permette di sapere, ad esempio io sono in vacanza in America, dall'altra parte del mondo, o in Inghilterra, e io riesco a vedere se la mia macchina è ancora parcheggiata davanti a casa mia, oppure se magari un mio familiare me l'ha presa per andarsi a fare un giro. Ad esempio posso avviare la ventilazione o la climatizzazione. Queste comunque sono cose che dopo uno sceglie se fare o meno quando poi ottiene l'applicazione. Eccola quindi, come vedete, la personalizzazione che ci ha illustrato precedentemente Giulio, quindi la Union Jack sulla vostra nuova Mini, che vi renderà quindi riconoscibili e sgaissimi mentre sfreccerete per la terra delle meraviglie. Giulio, grazie mille per la tua disponibilità e per tutte le informazioni che ci hai dato. Giulio è a vostra disposizione presso il concessionario Ceccato Motors di Via Venezia per ulteriori approfondimenti. A me non resta quindi che darvi appuntamento alla prossima puntata di Guida alla Sgaia. Da Ceccato Motors di Via Venezia, grazie e ciao a tutti. Saluto!